Buongiorno a Eccoci tutti. qui, buongiorno a tutti, eccoci qui ancora con la live sui giorni. Oggi che giorni diciamo, Ide? Beh, recuperiamo ieri, il 16 luglio, e parliamo dei nati del 17 luglio. Dunque, parliamo di due nascite oggi per recuperare appunto la live mancata di ieri, ma avevo bisogno di recuperare Di un anche po' io. di recuperare anche per il lavoro, perché hai tantissime consulenze da fare ogni giorno e quindi di conseguenza ci doni questi spazi proprio per noi, anche perché so che si usa tantissima energia psichica, metafisica, spirituale, insomma, più chi ne ha più ne mette, però effettivamente per fare queste consulenze richiedono anche tantissima energia, giusto Hilde? Sì, assolutamente, è così, anche perché si entra in contatto con le vibrazioni non solo della persona che chiede il consulto, delle persone a cui, cioè, su cui vogliono guardare e poi si passa da scia in scia, insomma, non è sempre facilissimo. Buongiorno Maurizio, Buongiorno buongiorno. Maurizio, grazie di esserti unito a questa special live con Questa Hildegard. diretta, benvenuto e buongiorno. Comunque, Dunque, scusa Hilde, stasera alle 9:30, alle 21:30 cosa succede, scusa? la diretta sul mio canale YouTube, dunque vi aspetto numerosi. Chi potrà esserci sarà il benvenuto, 21:30 il canale YouTube di Hildegarda. Dunque, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi, così potrete commentare in diretta per porre la vostra domanda. Ricordo inoltre che per porre la domanda sarà necessario mettere il vostro nome e la data, una domanda chiara. Se chiedete di un'altra persona, anche il nome e la data di quest'altra persona. Bene, risponderò in ordine di arrivo, dunque i primi che arrivano hanno maggiori probabilità di ottenere una risposta. Buongiorno Paola. C'è la nostra Paoletta. Ciao Paola, grazie di esserti unita nel diario di Maria Veneziano con la special live di Hildegard che è sempre performante. Eh, Bene, almeno al mattino. almeno al mattino ti riusciamo a prendere ancora bella. Ma no, tu sei sempre fresca, sei sempre fresca, nel senso che dai sempre il massimo in tutte le consulenze e anche la sera nelle special live gratuite. Qui sotto c'è il numero di telefono per chi invece vuole anche consulenze professionali e via, pagamento 20 euro, 45-50 minuti. Bene, Hilde, possiamo proprio partire per oggi. Assolutamente Cosa ci sì. dici? I nati del 16 luglio, recuperiamo ieri dunque, e parleremo poi anche dei nati del 17 luglio. Comunque, questi due nati, così come tutti i nati del mese di luglio, condividono il dominio mensile della costellazione Leone. Non Mhm. facciamo confusione con l'astrologia moderna, non parlo di segno solare, parlo proprio della costellazione, che anticamente era reggente di un dato mese. Dunque le 12 costellazioni attualmente conosciute e comunque che sono state identificate come le costellazioni che maggiormente influiscono sulla vita umana qui sulla Terra, dunque ogni costellazione era reggente per un mese e dal primo all'ultimo giorno di luglio la costellazione reggente è Leone. Dunque tutti i nati di questo periodo ricevono in buona misura gli influssi di questa costellazione che poi si combinano di volta in volta con gli influssi delle costellazioni che giornalmente sono attraversate dalla Luna. Inoltre si combinano anche con altri fattori molto più personali che sono associati al giorno settimanale di nascita, all'ora planetaria di nascita, eccetera. Dunque esiste un carattere che accomuna questi nati e poi moltissime altre sfumature completamente personali, in base anche al ciclo in cui si vanno a trovare i vari nati, in base all'anno di nascita. Dunque è molto più articolato, si tratta comunque di fare un collage di informazioni che sono anche quelle che provengono dalla compatibilità degli elementi tra loro. Scusate, non so se sentite un po' di sottofondo, provo a chiudere la finestra. No, 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 non si sentiva Non si niente. sentiva, meno No, no, male. niente, perché siamo Non si così sentiva. presi dalle tue spiegazioni che praticamente paralizzati, ipnotizzati Sì. dalla tua competenza, tua professionalità, dal tuo amore per la materia, che effettivamente non si sentiva niente. Puoi pure andare avanti, grazie. Allora andiamo avanti. Dunque, nascere a luglio significa ricevere gli influssi di Leone. Questo Leone che offre a questi nati una spinta alle,
ovviamente in positivo, perché l'elemento fuoco è sempre molto attivo, molto dinamico. Poi è chiaro che esistono delle combinazioni con altre costellazioni, con altri elementi che rendono poi completamente ribaltata anche per certi versi questo tipo di indagine e di lettura. Ma coraggiosi, buongiorno Sara, coraggiosi, leali, Buongiorno Sara. Scusa. l'aspetto, adesso si sente però, Cioè, adesso sì, cos'era? Un carro armato? Ci stanno già invadendo i russi? no, stanno pulendo le strade, finalmente. Bene, bene. Allora, dicevamo coraggiosi, orgogliosi, questo può essere un aspetto che può prevalere in certe circostanze quando ci sono caratteri di esagerazione, dunque può esserci un eccessivo orgoglio, vanagloria, magari in alcuni casi alcuni possono risultare vanitosi. L'atteggiamento appare altero, ma in realtà sono proprio buoni come il pane, dunque è chiaro che dipende un po' anche da, come ho detto, altri fattori che si vanno a interagire e a interconnettere con la costellazione Leone. Dunque questo è un po' il carattere che accomuna tutti i nati del mese. Vediamo le personalizzazioni. Allora, il 16 luglio ha come prima costellazione la costellazione Gemelli e l'opposizione di Pesci. Dunque dobbiamo valutare intanto così per sommi capi l'interazione degli elementi. Abbiamo Leone che è fuoco, Gemelli che è aria, dunque c'è un buon connubio fra dominio mensile e stella capo, e l'opposizione di Pesci che invece è di acqua. Dunque questa presenza di acqua li rende comunque suscettibili per certi versi e può dunque esasperare gli aspetti un po' negativi, proprio perché non c'è un accordo o un sostegno fra gli elementi. Dunque attenzione, è chiaro che poi ci sono altre circostanze, come dicevo prima, da prendere in esame, ma l'opposizione di Pesci fa sì che queste persone siano difficilmente decifrabili, che difficilmente dicano proprio quello che pensano e dunque possono avere in casi esasperati, diciamo, una tendenza alla menzogna e dunque agli inganni e all'orgoglio. Dunque questo è uno di quei casi in cui emergono gli aspetti meno positivi delle costellazioni in gioco. Ad ogni modo hanno due coppie di costellazioni che indicano in modo chiaro la possibilità che si separino dalla propria moglie o dal proprio marito nel corso della vita. Abbiamo in effetti Toro, Capricorno, Bilancia, dunque qui abbiamo un eccesso di terra che li rende passionali, ma anche, come dire, con questo Gemelli in Stella Capo, un po' dei Don Giovanni, a cui piace l'aspetto voluttuoso, no? delle relazioni. E Cancro Scorpione è un altro accostamento di costellazioni proprio in questo ordine che susseguono immediatamente Capricorno Bilancia, dunque è chiaro che questi nati sono destinati a interrompere le loro relazioni a causa di relazioni illecite. Dunque questa è una predisposizione di questi nati. Attenti se avete un partner del 16 luglio, pensateci su. Ma Hilde, mi fai paura. Scusa, ma quando sei nata? Io il 16 giugno. Allora uno si va sul sicuro, con la nostra Eldona. Io Bene, non ho queste costellazioni, non ma tu così. dici che tutti quelli nati sotto questo segno devono stare gli stipiti delle poste? Ma come ripeto, poi ci sono delle situazioni personali, vale a dire il giorno settimanale di nascita che chiaramente può mitigare, per esempio in alcuni casi può predisporre a un maggiore sentimentalismo, in altri a una maggiore durezza, in altri casi ancora far esasperare ancora di più la ricerca del piacere e del bello. Dunque poi dipende appunto anche dalle altre
dalle altre circostanze che influenzano direttamente, riuscire a darci come dire, una chiave di lettura precisa per ciascuno, però di base queste costellazioni influenzano in questa direzione, dunque con sfumature e modalità differenti le influenze o comunque le probabilità che questi astri prendano, cioè con i loro doni e con le loro interferenze nella nostra vita ci predispongano a certe circostanze, ovviamente aumenta. Dunque possiamo attenderci un'incostanza nei sentimenti e anche, tra l'altro poi chiude con Scorpione, Ariete, Leone, dunque affanni emotivi che si traducono probabilmente appunto con la necessità di mascherare le loro reali emozioni, sensazioni e comunque la necessità di viversi qualcosa. Ok, dunque diciamo che le caratteristiche positive che appartengono alla costellazione Leone, chiudendo invece questo quadrato di nascita, diventano negative. In più abbiamo già questo influsso di Leone al dominio mensile, dunque c'è un carattere maggiorativo che porta appunto a spiegare come questi nati, tra l'altro Ariete Leone in chiusura, questo eccesso di fuoco può portarli a infiammazioni alla testa, ma anche problematiche alla schiena e così via. Insomma, ci sono un sacco di cose che si possono leggere per questi nati, ma ricordo che comunque ci sono le caratteristiche, le peculiarità singole e personali date appunto dal giorno settimanale di nascita, dall'ora planetaria di nascita, e di volta in volta i cicli che vengono compiuti in base al giorno settimanale del compleanno, cioè di quando va a cadere il giorno della nostra nascita, anno dopo anno, eccetera. Dunque diciamo che la lettura ovviamente si impittisce e si fa anche più articolata. Andiamo però ai nati del 17. Come ho detto, condividono le caratteristiche che provengono dalla costellazione Leone, ma hanno già tutta un'altra modalità. Mentre quelli di prima aprono con la stella a capo Gemelli, questi aprono con la stella a capo Capricorno. Abbiamo tutto un altro tipo di personaggio, la cui opposizione proviene dalla costellazione Toro. Dunque abbiamo fuoco, terra, terra. Non c'è una grande armonia fra fuoco e terra, però la spinta all'intraprendenza che proviene dalla costellazione Leone si concretizza, si solidizza con la costellazione Capricorno. Dunque Capricorno li rende capaci di grandi sacrifici, grandi ambizioni di realizzo, dunque loro vogliono veramente costruire e realizzare. Tra l'altro anche l'opposizione di Toro, che non è una vera e propria opposizione in questo caso, essendo di uno stesso elemento, rafforza questo senso, apporta a questi nati una rigidità, perché ovviamente questo eccesso di terra rende questi nati un po' duri non solo nel carattere, ma anche proprio nel modo di pensare, di essere, proprio anche una rigidità fisica in certi casi. L'opposizione di Toro ad ogni modo spiega come alcune problematiche per questi nati provengano comunque dalle cose tradizionali, dunque la religione imposta in modo tradizionale, il matrimonio visto in modo tradizionale, tutto ciò che è la tradizione e dunque per un'estensione di significato anche la difficoltà in certe occasioni a interagire con la famiglia. Loro sono portati per la famiglia, ma in realtà poi hanno qualche difficoltà a interagire con questa famiglia. Diciamo che ad ogni modo veramente saranno molto determinati per riuscire a conquistarsi un benessere economico, tra l'altro direi molto buono. Ovviamente però hanno, come tutti, una serie di ostacoli da attraversare. A questi nati do questo avviso: attenzione, Scorpione, Sagittario, Vergine. Dunque, qui si tratta probabilmente di noie legali che provengono anche per questioni e rapporti, o per
per accuse ingiuste che possono essere fatte a carico di questi nati, dunque magari qualche forma diffamatoria di qualcuno che si inventa sono state vittime di un abuso, oppure comunque c'è un non fondamento nelle accuse, ma attenzione perché purtroppo è meglio accordarsi, perché Sagittario Vergine è un accostamento che fa capire che nelle noie legali si va a pagare, anche se non si ha colpa. Dunque tutte le beghe legali è meglio risolverle pacificamente, non accanirsi con processi o con lungaggini legali, perché non vi porteranno a nulla, solo un esborso economico, probabilmente maggiorato anche dal protrarsi nel tempo della faccenda. Dunque, dove potete, ricordatevi queste parole, alla prima seccatura legale cercate di capire come mediare e come uscirne subito, immediatamente. Ad ogni modo questi nati sono portati sia a lavori pesanti, di sacrificio, ma anche ad avere a che fare con immobili, oppure con tutto il settore del toro. Può esserci l'agricoltura, può esserci l'occuparsi comunque degli spazi verdi, della campagna, può esserci la cucina, può esserci il canto, possono esserci tutte le cose che provengono sia da Capricorno sia da Toro. Dunque questi sono grandi influssi che ricevono questi nati. Bene, credo di aver detto tutto. Diciamo che da un punto di vista legato alla resistenza fisica o alle manifestazioni fisiche di alcuni disturbi, siamo nell'ambito del Toro e dei Gemelli, perché chiudono, uno è in opposizione alla stella capo, l'altro chiude il quadrato. Dunque abbiamo la regione della gola, ma anche spalle, braccia e le vie respiratorie in generale, dunque anche le mani. Dunque attenzione, possono essere le due regioni maggiormente suscettibili o vulnerabili o colpite, diciamo così, dalle costellazioni. Bene. Io ho concluso la carrellata sui nati del 16 e sui nati del 17. Chiaramente si possono fare tantissimi approfondimenti e se siete interessati alla materia o se avete piacere che io studi gli influssi della vostra nascita, e ovviamente non è che li studi così perché vi comunichi, non avete che da contattarmi. Ovviamente valuteremo non solo un consulto, oppure proprio uno studio scritto. Bene Marietto, io resto sempre affascinato dalle competenze professionali, delle conoscenze, perché sai, vedi, ormai molti ti conoscono, no? Però devi capire che questo video qua, entro stasera dalle 200 alle 300 persone, 250, 300 persone lo vedono, no? Di cui sicuramente ci sarà una fetta importante che ancora non conoscono le tue competenze, il tuo lavoro, no? Quindi bisogna sempre ricordare che in PVT solamente per consulenze a pagamento, no? Perché so che ricevi tantissime richieste di gente che vuole perdere tempo, e quindi bisogna sottolinearlo ogni volta che noi siamo professionisti, lavoriamo di questa materia, diamo tantissimo, però chiaramente anche noi dobbiamo vivere, no? Questo bisogna sottolinearlo, perché ci sono tantissime richieste che giungono, anche a me, no? Visto che siamo nel diario, chiedi qua di là. Allora, il numero di telefono l'abbiamo messo, per chi vedrà oggi per la prima volta questo video, se volete una consulenza, perché Hilde tratta anche, oltre che riti operativi, di alta magia operativa, le sibille, tarocchi, poi c'è cartomanzia in generale, poi chiaramente anche astrologia antica e ho dimenticato, pendolino, radiestesia, bravissima radiestesia. Sì. Esatto, tutte queste materie del sottile, dell'eterico, perché bisogna ricordarsi che chi comanda, buongiorno Edi, buongiorno Edi, perché chi comanda l'eterico comanda il mondo, questo è un vecchio detto del mio papà, che ormai non c'è più da tanti anni, e che da piccolino mi spiegava, cammino facendo, che chi comanda l'eterico comanda il mondo, non ci sono favole. Quindi tutto il resto è una panna montata su chi comanda l'eterico. E Hilde
in questo campo è una, non diciamo regina, ma diciamo che ha le competenze per dare una mano e una svolta. Io penso di aver detto tutto, perché tu mi hai detto di essere breve questa volta, perché purtroppo sì, ho delle cose che mi calzano, dunque sì, purtroppo. Sì, lo so, tantissimo lavoro. Niente, allora ti diamo un invito per domani, Domani, che giorno sarà domani, scusa Hilde? Domani è sabato 18 luglio, stavo per dire settembre, ma è impossibile, siamo ancora. Siamo in luglio, anche se vedete alle mie spalle un cielo settembrino. È proprio il massimo. Comunque. Cioè, qui proprio, noi, cioè Hilde e Marietto faranno snorkeling in settembre, no? Topolino. Sì. E quindi faremo, come si suol dire, snorkeling, e quindi la tuta, le pinne, quelle cose lì, insomma. Cioè, se leggo Giulia Casella, sembra nuova, né? Sembra una... No, lei ogni tanto torna. Ogni tanto tornano, sono sempre i migliori che tornano. Bene, ok, allora niente, noi adesso possiamo salutare i nostri amici ricordando il tuo bellissimo numero di telefono, che chiaramente non è per quelli fedelissimi, ma è per le persone quelle 200 persone che oggi ci vedranno per la prima volta, che magari sono anche timidi, perché so che alcune volte ti contattano in modo timido perché pensano che devono pagare una cifra stratosferica. In realtà è solo 20 euro per 45 minuti, giusto Hilde? Esatto, assolutamente. Magari sono timidi, nel senso che ci pensano, la devo chiamare, prima o poi la chiamo, sai quanti me lo dicono? Ti ho chiamato e sono mesi che penso di chiamarti. Dunque, lo so. Io sono sempre a disposizione, faccio tutto il possibile veramente per darvi delle risposte e in qualche caso anche per risolvere o comunque lavorare sui percorsi di ciascuno di voi. E dunque in tante direzioni, c'è chi vuole magari seguire il percorso ermetico, c'è chi vuole approfondire altri argomenti, chi ha bisogno di una guida, comunque facendo un percorso autonomamente, insomma, oltre che per risposte, riti operativi, previsioni, insomma, io sono qua. Dunque se volete affidarvi a me e sarò onorata di potervi aiutare. Poi praticamente, scusa Hilde, ma allora noi faremo le nostre live in settembre in acqua, sott'acqua. Adesso. Ci tentiamo, dai, faremo questo. A sopravvivere, poi dopo proviamo. Ci tentiamo, va. Ok, dai. Bene, salutiamo i nostri amici e vi ricordo, scusa per Hilde che ci sono, che dopo, verso le 10, il vostro Marietto farà una splash live, operazione nostalgia, cioè racconterò delle favole di quando ero piccolino e vedevo certe cose. Oggi non l'ho fatto prima perché abbiamo dato precedenza alla Hilde. Sì, perché dopo io ho degli impegni e non potrò più. Lavorativi, chiaramente. Okay. Va bene, io ringrazio tutti, auguro a tutti una bellissima giornata e ci troviamo stasera alla diretta 20:30, mi raccomando, vi aspetto. Nel canale, però questa volta nel canale di Hildegarda. YouTube di Hildegarda, esatto. Va bene. Grazie cari amici e alla prossima. Alla prossima, buona giornata. Chiudo.